Lei ha vinto le elezioni con lo sfidante Illy, anzi lei lo ha proprio sfidato pubblicamente, ma vincendo di brutto proprio le elezioni regionali un anno e mezzo fa, però ora ha delle importanti novità, cioè è stata una scelta coraggiosa quella di tagliare fondi per metterli a favore delle famiglie, per venire incontro alle esigenze di questa crisi. Lei ha investito 15 milioni di euro, mi pare, no? Della Regione Friuli-Venezia Giulia per il sostegno alle famiglie. Ma la situazione è ancora più complessa. Noi partiamo dal presupposto che il Friuli-Venezia Giulia è una regione che è profondamente industrializzata, anche se l'industria non è la sola punta di diamante dell'economia della nostra regione. Abbiamo aziende che sono andate in crisi non per deficit strutturali ma perché il sistema presenta difficoltà, penso alla Safilo che è un'azienda internazionale che è presente anche qui nel Veneto, e ci troviamo di fronte a noi con un percorso in cui con molta probabilità nei prossimi mesi avremo un numero elevato di persone disoccupate, soprattutto di donne. Rispetto a questo io ho voluto dare un messaggio molto semplice. In un momento di difficoltà, aspettando che la crisi finisca, perché tutte le crisi finiscono, finirà anche questa, penso a quella del 73, risparmio energetico, la domenica non si circolava in auto, è finita quella crisi, finirà anche questa, però in questo momento io ho ritenuto di prendere tutte le risorse che avevo, dico tutte, e le ho messe nella variazione di bilancio sugli ammortizzatori sociali, perché immagino che in attesa della fine della crisi dobbiamo garantire alle famiglie, alle donne e agli uomini del Friuli-Venezia Giulia che finiranno in cassa integrazione o disoccupati, garantire una dignità alla vita. È una scelta semplicissima, ma proprio per questo anche secondo me coraggiosa, perché evidentemente quando tutte le risorse vengono messe in un capitolo, tutti Penso gli che altri non ci siano capitoli... precedenti a livello nazionale di una scelta così coraggiosa. Renzo Tondo ha vinto le elezioni proprio anche evidenziando al popolo friulano il buco e praticamente la situazione finanziaria in cui versava la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Non credo che ci siano altri governatori nella nostra nazione che abbiano fatto un'azione così socialista. Mi permetto di dire, lei il suo cuore era socialista e ha fatto un'azione veramente... lei ha preso tutte le risorse e le ha messe a disposizione per gli ammortizzatori sociali, quello che disponeva. Tutte le risorse dell'avanzo di amministrazione che si fa a metà anno. L'ho fatto non perché ho il cuore socialista, ma l'ho fatto perché penso di essere una persona di buon senso, e il buon senso non è né di destra né di sinistra, il buon senso fa parte, credo, delle caratteristiche delle nostre genti, sicuramente del popolo veneto e del popolo friulano, che ci dice che nei momenti di difficoltà si pensa alle cose davvero importanti e si lascia perdere per un attimo le cose un po' meno importanti.